È la cittadinanza, riunita in assemblea, a eleggere Alberto della Scala, fratello dello stesso Mastino. Alla presenza di artigiani, mercanti, ufficiali del comune, i veronesi qui riuniti eleggono Alberto della Scala a capitano e rettore dei Gastaldi dei Mestieri e di tutto il popolo. Nell'anno 1277 i veronesi... Con Alberto della Scala si entra nel vivo, anche formalmente, del potere signorile. È il 1277. Al signore vengono conferite deleghe speciali assai estese. Il popolo di Verona conferisce ad Alberto della Scala l'arbitrio nel reggimento della città, pieni poteri nel fare e mutare gli statuti cittadini, pieni poteri nel disporre dei beni comunali. Alberto della Scala avrà controllo diretto sul potere esecutivo e organi di rappresentanza comunale e pieni poteri assoluti in campo militare, a difesa della città e a protezione di strade e borghi dalle continue guerriglie e scorribande del conte San Bonifacio e di quelli della sua parte contro il popolo di Verona. I mercanti veronesi non chiedono altro che la pace, strade e campi liberi per poter trafficare e commerciare. L'uccisione di mio fratello Mastino sarà vendicata. I sicari che lo hanno colpito verranno decapitati a colpi di spada sulle piazze o affogati nell'Adige. Qualcuno pensa addirittura sia stato io a volere la sua morte per prendere il suo posto nella guida della città. Anche costoro saranno puniti. Come sarà fatta giustizia dei mandanti? Dite al conte di San Bonifacio e ai suoi amici guelfi che d'ora in poi sarà difficile cospirare contro gli scaligeri.